Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sono stati svegliati all'alba dal forte boato. Succede in via Asciuti a Palermo, dove malviventi hanno piazzato un ordigno nella parete esterna del supermercato Penny Market per prelevare il contante dalla cassaforte e fuggire. Uno dei ladri è stato bloccato dai carabinieri, mentre l'altro è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude che i due abbiano agito con altri complici. Terribile incidente questa mattina lungo l'autostrada A1 del Sole, dove un'auto con a bordo una famiglia di Palermo si è ribaltata. All'interno madre e padre e due bambini diretti nel capoluogo siciliano e provenienti dalla Germania. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del veicolo ha perso il controllo dell'automobile. Tragedia della solitudine a Palermo, dove un uomo di 70 anni è stato rinvenuto privo di vita nell'abitazione dove viveva nei pressi della zona del Policlinico. A lanciare l'allarme sarebbe stato un familiare che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la vittima. E adesso il calcio. Brescia-Palermo non è stata una bella partita, ma il punto guadagnato dai rosanero è prezioso. Non è solo il punto derivato da questo pareggio, 1-1 il risultato finale che soddisfa. Ieri si è capito finalmente che il Palermo ha un grosso potenziale e che a poco sta venendo a galla. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.